Oggi siamo qui con Michele Conte, l'agronomo della tenuta La Fagiana, e ci racconterà un po' come è nata questa azienda. L'azienda è nata 100 anni fa con l'opera di Giorgio Romiati, che era un medico che ha bonificato un'enorme estensione della grande laguna veneta, creando questa tenuta di 460 ettari. L'attenzione del vostro progetto alla sostenibilità è molto alta. Per irrigare il vostro riso utilizzate la tecnica goccia a goccia, ma vuoi spiegarci un po' di che cosa si tratta? Praticamente al posto di allagare il riso, su una parte della tenuta irrighiamo goccia a goccia, quindi utilizziamo solo un terzo dell'acqua e in questa maniera otteniamo un ottimo prodotto ma con risparmio idrico. All'interno della tenuta La Fagiana tutti possono scoprire il vostro mondo e la coltivazione del riso, dai giri in bicicletta, eventi particolari. Vuoi raccontarcene qualcuno? Allora, ad esempio, in periodo della raccolta facciamo un porte aperte per far vedere soprattutto ai bambini come la meticrebbia va a raccogliere il riso, oppure durante la primavera, quando c'è tutto quanto le risaie allagate, andiamo a fare degli eventi di yoga o delle camminate di Nordic Walk. Chiudiamo con un consiglio per chi vuole avvicinarsi a questo mondo rurale. Quali tra le attività che compie la vostra azienda è perfetta per chi vuole avvicinarsi al vostro mondo? Noi stiamo sviluppando un progetto per il nuovo impianto di lavorazione e il nuovo negozio con delle sale didattiche e un'aula video di realtà immersiva che ti permette di vedere la tenuta durante tutti quanti i suoi periodi più belli.